Amiche e amici, ben ritrovati a questa nuova rubrica che parte oggi, Le Ciaccole, qui dall'omonimo locale nel chiostro della Biblioteca di Pordenone. Una rubrica di chiacchiere, di curiosità e varie amenità. Partiamo subito in modo pirotecnico con l'ospite di oggi che è Anna Ciriani. Buongiorno Anna. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, ci avviciniamo alle amministrative 2025, a Pordenone si vota per il sindaco e partiamo con il candidato che a torto o a ragione è considerato un po' l'outsider, no? Sì, Ti pesa un esatto. po' questa definizione? No, direi di no. Io comunque mi sono già candidata anche nel 2021, quindi è la seconda esperienza che faccio come candidata a sindaco della città di Pordenone e sono l'unica donna e quindi devo dire che non c'è neanche rivalità tanta con i miei competitor perché proprio loro sono tutti uomini per il momento e quindi sì, non mi pesa per nulla, anzi devo portare avanti anche proprio la forza e diciamo così la responsabilità di essere una donna anche a difesa di tutte le altre donne. Tra l'altro, questa cosa del voto disgiunto potrebbe venire anche a tuo favore. Certamente, Spieghiamo un perché attimo anche perché magari non tutti sono avvezzi a conoscere queste regole anche un po' così contorte alle volte, esatto, nel queste senso leggi che elettorali. sì, uno se magari non sa, ho dei dubbi su chi votare come sindaco, e però ha promesso magari a qualcuno che si è candidato come consigliere il proprio voto, può comunque votare un sindaco e un consigliere diverso anche di altra lista e quindi fare un voto disgiunto in questo senso. E quindi questo è anche una buona cosa perché in questo caso sì, il sindaco è svincolato dai suoi gruppi, ecco. Senti, che esperienza è stata allora 4 anni fa, nel 2021, quando hai esordito in Consiglio Comunale? Beh, devo dire che è stata un'esperienza bellissima, molto E motivante. che bilancio fai anche poi di questi 4 anni? Esatto, io appunto sono stata veramente contenta di essermi candidata per la prima volta nella mia città Pordenone, di essere già entrata subito alla prima tornata elettorale in consiglio. Ho lavorato tanto, non sono mai stata assente né in una commissione né in un consiglio finora, proprio perché ci ho messo tanta motivazione, tanto impegno, tanto studio, tanto lavoro. Ho sempre partecipato anche attivamente a tutti i consigli e le commissioni, perché a me piace molto, sono molto motivata e quindi appassionata di questo lavoro e poi mi sento anche la responsabilità di chi mi ha votata, giustamente, che ha delle aspettative votandomi e io ho cercato di fare il meglio per, diciamo così, restituire questo voto che mi è stato dato dai miei elettori. Ma quindi, visto che poi insomma una campagna elettorale costa anche in termini proprio di risorse, oltre che di tempo, di impegno, di fatica, sacrificio, eccetera, ma chi te lo fa fare a ricandidarti di nuovo? Beh, innanzitutto perché per il rispetto verso la mia città e l'amore che ho per la mia città, non a caso io ho fondato questo movimento politico che si chiama Amiamo Pordenone, proprio perché io sono nata a Pordenone, amo la mia città e vorrei vedere la mia città la più bella di tutte, chiaramente, la migliore di tutte, la più forte di tutte. E quindi io ho investito molto su questa cosa ed è proprio per questo che prima della fine della legislatura tutto è finito e quindi io come minimo devo terminare il mio lavoro e devo andare avanti con questo movimento che sta ampliandosi sempre di più. E quindi è proprio la stessa motivazione che avevo 3 anni fa, certamente. Quindi scusami, tu oltre alla civica, oltre alla lista civica, hai costituito un movimento politico. Esatto. Con che, diciamo, obiettivi e ambizioni? Beh, il movimento politico lo devi costituire, se vogliamo, un po'. Io l'ho fatto perché lo volevo, mi piace la politica con la P maiuscola. Io sono l'unica lista civica svincolata da tutti i partiti politici italiani che non hanno niente a che vedere con noi siamo la vera lista civica svincolata dai partiti politici. E poi anche per legge, quando tu devi candidarti a sindaca e devi costituire una lista, devi avere comunque un tuo movimento, partito politico alle spalle. E quindi io l'ho istituito anche per questo, insomma, per poter poi candidarmi a sindaca e avere la mia lista. Senti, sintetizzando in 3 punti, cioè le 3 priorità secondo te per Pordenone per i prossimi 5 anni, 3 cose da fare come prioritarie. Sì, beh, di prioritarie ce ne sarebbero ancora tante, però diciamo che io baso il mio programma sicuramente su una Pordenone
in salute, io la vorrei chiamare così, perché dobbiamo riorganizzare tutto con il nuovo ospedale, con i centri medici che voglio fare io sul territorio, proprio per sgravare il pronto soccorso e l'ospedale. Una Pordenone in salute anche a livello psicologico della gente, perché la gente deve venire a vivere qua, deve vivere bene, deve vivere serena, deve attrarre persone che vengano ad investire a Pordenone, deve attrarre i giovani che devono rimanere a lavorare e a vivere a Pordenone e popolare la nostra città. Una Pordenone che deve essere una Pordenone verde, una Pordenone green, una Pordenone sana, sana nel senso di inquinamento, perché c'è un inquinamento incredibile e io più volte in consiglio ho battuto su questo tema, e quindi anche svuotare un po' il centro con questo traffico, creare più piste ciclabili, più zone verdi, più percorsi verdi, anche per un turismo green, e Pordenone si, diciamo così, presta ad essere una città con un turismo green, un turismo slow anche per tutta la provincia. E poi la sicurezza, importantissimo, abbiamo visto questi fatti avvenuti negli ultimi periodi a Pordenone. Non sono chiaramente cose molto gravi, però bisogna prendere subito precauzioni, perché potrebbe esserci un'escalation con gli anni come vanno avanti, e quindi non bisogna neanche sottovalutare l'importanza di creare una città sicura, ma soprattutto togliere il degrado, perché dove c'è degrado poi l'insicurezza si insinua, anche la malavita. Quindi la sintesi della sintesi è, abbiamo detto, salute, verde pubblico e sicurezza. Salute, verde pubblico e anche viabilità, perché è legata alla salute del coso. Sicurezza e anche commercio, che non c'è. Una città più viva, una città, perché abbiamo visto che tutti i negozi sono chiusi, quindi potenzialmente far rivivere questo assolutamente, perché la situazione è tragica. La critica che ti senti di fare, se ce n'è, se c'è qualche punto critico, qualche criticità particolare nei confronti dell'operato della precedente amministrazione? Devo dire che hanno lavorato tanto. Per carità, per Pordenone sicuramente, però ci sono anche delle cose che io poi ho votato palesemente contro anche in consiglio. Per esempio allora hanno fatto molte infrastrutture, però molte secondo me non sono riuscite, come per esempio Piazza della Motta, che è stata un flop anche a livello proprio architettonico, perché è una piazza antica, tra le più antiche di Pordenone, l'hanno ridotta in una piazza moderna, vuota, svilita. Anche Piazza della Pescheria, un parcheggio, e praticamente anche per esempio questa struttura in vetro davanti in piazza Maestri del Lavoro, davanti a delle scuole con un'architettura del Novecento che secondo me poteva essere evitata e fatta magari in un altro posto. Quindi ci sono delle cose che, oppure anche questo discorso delle tasse, delle imposte, no? Il famoso acquario di cui parlavi nel fuori onda. Poi anche per quel che riguarda le tasse e le imposte, cioè già abbiamo avuto una situazione particolare con le guerre, un aumento di costi eccetera. Ci avevano fatto delle promesse, come per esempio che l'imposta sui rifiuti sarebbe calata facendo una raccolta differenziata come non facevamo prima, però invece abbiamo visto che non è stato così, e quindi io invece vorrei impegnarmi perché la città sia più pulita e meno costosa. Ecco, in conclusione, che augurio fai a Pordenone e ai pordenonesi? Io sicuramente, Pordenone è la mia casa, è la mia città, io voglio tanto bene a Pordenone e anche ai miei concittadini, perché mi hanno visto nascere e crescere e tanti mi conoscono. Sicuramente è un augurio che appunto in futuro Pordenone diventi una città veramente competitiva, forte, sana, una città sicura, una città smart, sostenibile e che attragga veramente persone che possano venire qui ad apprezzarla anche a livello turistico, ma soprattutto i giovani. Una città che pensi ai giovani, che pensi alle nuove generazioni, al futuro, che è sempre una città sempre più giovane e che veramente i giovani si fermino qui da noi perché abbiamo bisogno di loro, e quindi io mi auguro proprio questo per la mia città, per i miei figli e anche per i miei nipoti. Potremmo dire che questa non è una città solo per vecchi, assolutamente, ma anche per giovani. Deve diventare e deve essere una città anche per giovani. Abbiamo la noia di questo Pordenoia, no? Di questo fatto che qualcuno continua con insistenza a chiamarla Pordenoia. Poi quando ci sono eventi in città non li vedi mai. Esatto. Non frequentano mai, non fanno vita sociale. Ecco, io vorrei che fosse una città viva, non solo per i giovani, ma anche per gli anziani, per tutti i cittadini, anche per quelli che possono venirci a trovare da fuori, perché è importante che Pordenone venga sempre più conosciuta
Perché è una piccola realtà. Ma è veramente bella, ci si può lavorare veramente molto bene. Bene, allora ringraziamo Anna Ciriani e ricordiamo candidata sindaca alle prossime amministrative che si terranno il 13 e il 14 aprile a Pordenone. Grazie a voi. Ringraziamo chi ci ha ascoltato e vi diamo appuntamento a una prossima puntata di Le Ciacole. A presto E viva Pordenone! e viva!